L'allarme è altissimo, il timore forte. Dopo il drammatico assalto alla redazione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo, l'allerta anche in Italia è massima. Il senatore di Forza Italia Giovanni Piccoli cala le vicende parigine anche sul territorio bellunese e ricorda il caso di Ismar Mesinovic e di Munifer Karamaleschi, partiti dall'Alpago per la Jihad, casi emblematici di come certe idee fondamentaliste possano attecchire ovunque, dice il parlamentare. Sulla stessa linea di pensiero anche il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, Matteo Toscani. Nessuno può chiamarci fuori da questa partita. Ci possono essere centri grossi, le grandi città che sono più vulnerabili e più esposte a fenomeni radicali e preoccupanti, ma anche le realtà poco abitate come la nostra possono essere comunque coinvolte in casi preoccupanti, per cui non va abbassata la guardia neanche nel nostro territorio. In giornata si sono susseguiti a livello regionale vertici delle forze dell'ordine ai massimi livelli. Alle questure e ai comandi dell'Arma è stata diramata la circolare del Ministero dell'Interno. Abbiamo ritenuto di richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine provinciali su una nota ministeriale che ci è arrivata in relazione agli episodi che si sono verificati ieri e oggi. Quindi abbiamo richiamato l'attenzione sul contenuto di questa nota a tutte le forze dell'ordine in provincia. Dopo l'orrore l'auspicio è che tutto non venga strumentalizzato, dice il sindaco di Santo Stefano di Cadore Alessandra Buzzo, madre adottiva di un ragazzo di religione islamica. Io ho un figlio di religione musulmana, il cui padre addirittura è proprio un capo religioso, e chiaramente ci sono visioni diverse, visioni molto radicate, però come posso dire, nel rispetto, un punto d'incontro per quello che mi riguarda è possibile sempre. Unanime la condanna da parte del mondo islamico. Davanti a questi episodi siamo in un punto di partenza. Tutto il lavoro nostro viene sprecato con questi barbari, con questi individui che cercano sempre di alimentare solo odio.